stiamo cercando di proteggere le persone e non il loro posto di lavoro. Deve cambiare l'atteggiamento delle persone. Il lavoro non è un diritto, deve essere guadagnato anche attraverso sacrifici. Chi l'ha detto? Non lo so, lo chiediamo ai radioascoltatori. Chi l'ha detto il lavoro non è un diritto, deve essere guadagnato anche attraverso sacrifici? Stiamo cercando di proteggere le persone e non il loro posto di lavoro. Deve cambiare l'atteggiamento delle persone. L'ha detto una persona quantomeno sincera mentre varava una riforma che ha distrutto la vita a milioni di persone. Io apprezzo la sincerità. Vediamo chi è. La Elsa Fornero l'aveva proprio detto il 27 giugno 2012, quando, mentre gli italiani si erano ormai, diciamo, un po' rilassati perché eravamo all'inizio dell'estate, si prenotavano ferie, queste famiglie dicevano ma sì, dicono che taglieranno le pensioni, ma da quanti anni che lo dicono? Ebbene, cosa è successo? Al fine di giugno è arrivata questa bella mazzata con tanto di dichiarazione: il lavoro non è un diritto. E questa è Elsa Fornero. Attenzione, perché ci furono delle reazioni vive e vibranti. Ad esempio, la CGIL organizzò in piazza Montecitorio un grande presidio contro un provvedimento che giudicò, virgolettato, dannoso. Presidio memorabile presidio. Negli anni della CGIL mai un presidio. Mai così. E Raffaele Bonanni della CISL invece aveva detto: io rimango sulle posizioni dell'inizio, cioè queste norme con queste norme ci saranno più posti di lavoro, e aveva invitato a non modificare il testo, perché meno si tocca il testo meglio è, perché lo si vuole toccare solo per peggiorarlo. E questa è la riforma che non solo ha posticipato l'età pensionistica per tutta una generazione di persone che aveva versato i contributi, ecco, ricordiamo questa cosa, non è che vinci dei soldi superata una certa età. Sì, la pensione sociale è questo essenzialmente, quindi però versi i contributi durante gli anni di lavoro, ma anche se non li versi, però diciamo la pensione di anzianità, che è quella che ti dà da vivere, quella che ti dà da mangiare, da bere, bisogna vedere se si riesce a mangiare e a vivere con la pensione quella minima, e questo è un altro discorso. Comunque tutto quello che uno ha lavorato una vita, i progetti di una vita che valevano il 26 giugno 2012 non valevano più il 27 giugno 2012. Come forse sapete, la Lega sta raccogliendo le firme per abrogare, tra le altre cose, anche la riforma Fornero, oltre che per abrogare la legge Merlin, abrogare la possibilità per gli stranieri di partecipare ai concorsi pubblici, abolire le prefetture, reintrodurre il reato di clandestinità e abolire la legge Mancino. E oggi c'è un dato politico nuovo, perché Forza Italia, nella persona prima di Berlusconi e poi di Giovanni Toti, che tu sai bene chi è, gli ascoltatori, non ha bisogno di presentazioni, Giovanni Toti, Giovanni Toti. Alfano 2, nel senso è il secondo delfino, esatto. È il delfino di riserva di Berlusconi. Esatto. Ecco, oggi comunque Forza Italia presenzierà a Roma una conferenza stampa che noi vi trasmetteremo, come si dice, in diretta. In questo momento non è ancora iniziato il segnale, ma noi appena ci sarà ve lo trasmetteremo, con appunto Giovanni Toti e Matteo Salvini. E la notizia è che Forza Italia, forse un po' in ritardo visto che siamo il 29 maggio, ma vabbè, aderisce al referendum della Lega e invita ad andare a firmare. C'è da dire che i loro sostenitori, la gran parte dei loro sostenitori hanno già firmato, c'è da dire, perché molte persone che io conosco che hanno anche incarichi all'interno del loro, quindi è un endorsement tardivo, ma diciamo che per ultimi arrivano i vertici, meglio, come al solito, meglio un endorsement in più che uno in meno, però in ogni caso, guarda, se questo serve a dare visibilità alla battaglia referendaria va benissimo, anche se la migliore secondo me è quella che ci ha fatto più pubblicità, è stata la Fornero, perché quando metti una foto della Fornero fuori da un gazebo c'è la gente che corre verso il gazebo e firma qualsiasi cosa. Prima vanno a prendere le uova, in bianco, esatto. Quindi, prima vanno dai. Comunque Elsa, noi che ti vogliamo storicamente bene, questa è una radio amica, è un nome bellissimo, se ti vuoi telefonare, tu ci puoi telefonare a tutte le ore del giorno e della notte. Cerchiamo di richiamarti, apriamo le linee solo per Elsa Fornero 0266203529, se chiami solo tu, e cerchiamo di richiamarti con questa canzone dei Bee Gees dedicata solo a te. Seen you throwing everything I never
promesso, neanche 2 minuti abbiamo risolto il problema dello streaming, quindi adesso possiamo mandare la conferenza di Roma. Del passato e che venivano attribuite alla responsabilità. Questo è Renato Brunetta. Abbiamo, tra virgolette, invasioni 10 volte, 20 volte, 30 volte, 40 volte quelle del passato, eppure nessuno ne parla, anzi col termine Mare Nostrum si dà un'indicazione di controllo, perché Mare Nostrum aveva il significato che era il mare sotto controllo della potenza imperiale repubblicana imperiale romana. In realtà Mare Nostrum è un mare, come dire, in mano ai trafficanti di esseri umani. Circola in rete un bellissimo spot, non so se l'avete visto, sulla linea del viaggiare informati è immigrare informati, dove si danno le indicazioni, è una parodia naturalmente, però pare che sia la realtà. Quando i barconi partono, immediatamente vengono date le comunicazioni alle nostre operatori in zona dicendo: guardate che sta partendo il barcone al tale punto di mare, coordinate marine eccetera eccetera, ci può essere l'incontro, per cui c'è il taxi, servizio taxi eccetera eccetera. Questo non è Mare Nostrum, questo è un grande imbroglio che fa male a tutti, fa male ovviamente innanzitutto agli esseri umani che sono le vittime di tutto questo, fa male all'Europa, agli unici che fa bene ai trafficanti di esseri umani. Allora, la reintroduzione del reato di clandestinità ha questo significato segnaletico, che noi non possiamo accettare questo tipo di migrazione da offerta, e noi non vogliamo essere complici di tutto questo, e naturalmente tutto questo poi va messo sul tavolo dell'Unione Europea. Per questo noi convintamente, per queste ragioni politiche, convintamente aderiamo a questi 2 referendum, che sono il ritorno alla nostra politica dell'immigrazione del governo Berlusconi, è la nostra politica di welfare sostenibile, sempre del governo Berlusconi, per quanto riguarda la cancellazione della cosiddetta riforma Fornero. Paolo? Innanzitutto un augurio di buon lavoro agli onorevoli Giovanni Toti e Matteo Salvini. Il segno del rinnovamento della politica e della sua classe dirigente passa attraverso il consenso che Giovanni e Matteo hanno ottenuto in termini di centinaia di migliaia di voti, e questo penso che sia un segno di salute anche della politica. Vorrei fare alcune sottolineature di carattere generale. La prima: queste elezioni hanno segnato 2 novità. Il successo sicuramente di Matteo Renzi, ma anche forse il ritorno a un sistema bipolare più maturo. La regressione in termini di consenso e di voti del movimento di Grillo ci pone finalmente di nuovo nelle condizioni di poter valutare per il nostro Paese un sistema bipolare maturo. Gli 11 milioni raccolti dal PD, ma anche gli 8 milioni e mezzo raccolti dai movimenti che comunque fanno riferimento al centrodestra, la dicono a mio avviso lunga sulla capacità del nostro sistema di essere ancora un sistema bipolare. Per quanto ci riguarda, la presenza qua nostra oggi significa che noi abbiamo incominciato un percorso di ricostruzione di quel rassemblement, vorrei dirlo alla francese, di centrodestra, che ha come destinazione, a mio avviso, alla prossimo appuntamento delle elezioni politiche, di una costituente, di una coalizione di centrodestra, che però non può essere fatta, non può essere costruita nelle segreterie dei partiti. Noi dobbiamo ricominciare dal Paese, dalla gente, dai cittadini, dalle associazioni che li raccolgono. I 18 milioni di voto che hanno rappresentato il serbatoio naturale del centrodestra nei momenti di successo sono il tradizionale bacino elettorale a cui noi ci rivolgiamo. Il mondo è anche cambiato, la proposta politica è profondamente cambiata. Non possiamo riproporre gli stessi schemi, gli stessi progetti che hanno forse fatto il loro tempo, ma dobbiamo ricominciare ad avere fiducia in questo tipo di progetto. Oggi è un momento di passaggio. Valutare insieme con la Lega la sottoscrizione di 2, non tutti, di 2 referendum su temi comuni, ci mette nelle condizioni di ricostruire anche con la Lega, con la quale siamo al governo in Lombardia e nel Veneto, alcuni passaggi comuni. Certo, ci sono alcune distanze. La posizione della Lega, premiata dall'elettorato sull'Europa, la posizione dura, no euro, che corrisponde, a mio avviso, nella proposta iniziale nostra di contraddizione forte
all'eurocrazia di Bruxelles, ma che per quanto ci riguarda non porta al rifiuto definitivo e finale dell'euro, ma a una sua profonda modifica, ma comunque ha delle basi comuni. Forte contrasto a quello che si è costruito nell'eurocrazia tedesca, di stampo tedesco di Bruxelles, che ha privilegiato le nazioni del nord Europa e ha penalizzato fortemente le nazioni mediterranee. Quindi per quanto ci riguarda, e concludo velocemente, oggi per noi incomincia un lungo percorso. Nell'incontro lungo, tormentato di ieri dell'ufficio di presidenza, abbiamo posto le basi proprio di questo progetto comune. Io mi auguro, partendo proprio dalla Lega, che dal 2000 con noi ha partecipato a tanti governi, con noi partecipa a tanti governi regionali, ci auguriamo che un percorso comune fatto sulle cose concrete come quello del referendum ci possa portare a un esito comune. Non sappiamo con quali contenuti definitivi, non sappiamo con quali tempi, ma incominciamo un percorso. La novità sta anche nelle persone nuove che rappresentano i due movimenti, la novità sta anche nel non riproporre cose che abbiamo già riproposto. Io penso che ci sia la possibilità e soprattutto la sconfitta della protesta fino a se stessa, delle urla fino a se stesse, degli insulti fino a se stesso, senza una proposta, sia, spero, un esperimento della politica italiana che sia a conclusione. E mi auguro che anche oggi sia un passaggio importante per questo percorso. Io sono fiducioso, perché nell'Italia che vuole uscire dalla recessione, nell'Italia che vuole riproporre se stessa per quel grande paese che è, e devo dirvi, faccio una notazione, un complimento a Matteo, l'ho sentito parlare di italiani, l'ho sentito parlare di agrumi siciliani, l'ho sentito parlare di porcellini sardi, vuol dire che anche la Lega Nord ha un'ottica, una visuale che comincia ad arrivare a tutto il paese, incomincia a farsi carico di tutti i problemi del paese, negli equilibri, nelle definizioni, nelle linee che sono tipiche della tradizione leghista, ma che sono finalmente, diciamo noi, anche all'interno di una logica nazionale, dove forti però sono le proposte, forti sono i progetti e forti, a mio avviso, sono anche le possibilità di ricostruire un percorso comune. Ecco il motivo perché oggi siamo qua ed ecco perché il motivo che siamo qua fiduciosi di quello che ci aspetta. Si spegne quello? No, sì. no, È acceso in maniera perenne. Io ringrazio Silvio Berlusconi, ringrazio gli amici di Forza Italia perché ci sono pochi giorni e mancano poche firme e quindi questo è il vero terreno di sfida per il chiacchierone Renzi, ossia non possiamo inseguirlo sulle promesse visto che il coltello dalla parte del manico del promessificio ce l'ha lui, però possiamo sfidarlo sul campo delle proposte. Sui 2 referendum sostenuti da Forza Italia non aggiungo altro. Uno potrebbe firmarlo anche Renzi, che sta cercando di cancellare enti inutili, sta cercando di trovare soldi. Le prefetture sono state definite da Luigi Einaudi nel 1944 un ente inutile che ripugna alle democrazie. Noi abbiamo fatto 2 conti e si risparmierebbero quasi 500 milioni di euro cancellando le prefetture e delegando agli enti locali quelli che oggi sono compiti esercitati spesso poco e spesso male dai prefetti. Quindi mi piacerebbe che qualcuno chiedesse al supervotato di Firenze perché non va a firmare questo referendum. Un altro, il secondo più firmato per il momento è quello che da europarlamentare ho constatato funzionare in Svizzera, in Austria, in Germania, in Olanda, ossia la regolamentazione della prostituzione. L'Italia ipocritamente fa finta di niente, mentre invece si calcola che le 80.000 professioniste e professionisti di tutto, di più e per tutti i gusti che ci sono, esercitano in mezzo alla strada, gestite dal racket, con tutti i rischi anche igienico-sanitari, oltre che di sicurezza che ne conseguono, avere dei luoghi puliti, protetti, controllati e dare diritti e doveri a queste persone, diritti e doveri, penso al pagamento delle tasse come per qualsiasi altro libero professionista, è qualcosa che funziona in metà del mondo sviluppato e quindi mi piacerebbe che funzionasse anche in Italia al di là delle ipocrisie del merito. Che cosa succede da domani? Che nei comuni si può firmare fino a martedì. C'è pure il ponte del 2 giugno in mezzo, però manca veramente poco. Io penso che il contributo degli amici di Forza Italia possa essere quello che negli ultimi 2 o 3 giorni mi segnalano file nei comuni da nord a sud per firmare, quindi manca veramente poco. Faremo un'ultima tornata di gazebo al nord, evidentemente dove siamo presenti come Lega Nord nel weekend del 7-8 giugno e quindi conto che ci arriveremo. Per il referendum sull'immigrazione clandestina c'è un mese in più, lo dico agli amici di Forza Italia, perché l'abbiamo depositato un mese più tardi rispetto agli altri, quindi la scadenza per l'immigrazione clandestina è
è a fine luglio, quindi su questo c'è anche tutto giugno e i primi di luglio da sfruttare per arrivare a quota 500.000. E poi sarei curioso nella primavera prossima di vedere l'approccio del governo Renzi, se ancora ci sarà un governo Renzi, di fronte a quella che penso potrebbe e dovrebbe essere una valanga da parte dei cittadini italiani su questi quesiti. Comincia un percorso, speriamo, io non do mai, e se lo faccio sbaglio, non voglio dare consigli agli altri e ben mi guardo dal commentare quello che succede in casa di altri. Quindi noi abbiamo avuto le nostre vicende e fortunatamente ne siamo usciti, come il dato elettorale dimostra. Il centrodestra che fa il centrodestra vince in tutta Europa. Poi ci si può sedere nel PPE, ci si può accordare con la Le Pen, però se il centrodestra fa il centrodestra, quindi non mi appassiona il dibattito sugli uomini, sui nomi, sulle primarie, io le primarie le farei sui progetti. Se il centrodestra difende la famiglia fa il centrodestra, se il centrodestra difende i confini fa il centrodestra, se il centrodestra difende gli artigiani e i piccoli imprenditori rispetto alle multinazionali fa il centrodestra, e quindi io sono convinto che su questo possa e debba rinascere un centrodestra. C'è un pezzo di centrodestra solo di nome che in questo momento è al governo e penso che debba continuare a stare al governo, altrimenti sparisce dalla faccia della terra, però ne parleremo in occasioni future. È vero che sui progetti di centrodestra Lega e Forza Italia governano bene in tantissimi comuni, anzi l'appoggio della Lega a tutti i candidati di Forza Italia ai ballottaggi in tutti i comuni del nord è garantito, ovviamente. E ci sono partite importanti da Bergamo a Cremona, a Pavia, a Padova, e quindi penso che possa essere un bel segnale di collaborazione. E poi faccio gli auguri agli amici di Forza Italia, perché di riunioni tempestose ne abbiamo fatte tante anche noi, quindi anzi dopo il temporale viene fuori il sole di solito, a meno che non succeda qualcosa di strano. E quindi è chiaro che nessuno di noi vuole fare passi affrettati, visto il percorso di questi anni. È chiaro che non si parla di una riedizione, di una sommatoria di sigle, perché non sarebbe utile né per la Lega né per Forza Italia. Però se nel percorso comune, tanto siamo tutti sotto la guida illuminata di Matteo Renzi, quindi l'importante è quello che fa lui. Noi siamo sotto, possiamo solo fare piccole cose, quindi e nell'attesa che la stella cadente cada, noi ci stiamo organizzando per il dopo, e quindi sono assolutamente fiducioso sul fatto che il centrodestra che vince in Francia, vince in Austria, vince in Ungheria, vince ovunque faccia il centrodestra, tornerà a vincere in Italia. Ecco, l'unica cosa, se ci sarà alleanza non ci sarà contro. Non funzionano le alleanze contro, abbiamo visto il voto a Grillo. Chiedere il voto contro qualcuno non funziona. Chiedere il voto per fare qualcosa sì. E quindi se il centrodestra difende l'agricoltura italiana rispetto alle multinazionali del resto del mondo, se difenderà il turismo del nostro paese, io parlo d'Italia, sì, ma continuo a chiamarmi Lega Nord per l'indipendenza della Padania, però io penso che a metà giugno andrò a Maletto. Mi sono impegnato, questo comune siciliano dove la Lega ha preso il 34%, che è la percentuale che abbiamo preso a Sondrio, quindi non posso non andare a Maletto, anche perché mi ha detto che ci sono delle fragole stupende. Quindi a metà giugno, nel giorno delle elezioni, probabilmente il segretario della Lega Nord non sarà in Val Camonica né nella sua Milano, ma sarà in Sicilia, perché quella al centro-sud è una scommessa che abbiamo fatto non in campagna elettorale, ma che vogliamo vincere anche dopo la campagna elettorale, rimanendo autonomisti, federalisti o indipendentisti. Detto questo, nessuno deve snaturare il suo essere. Spero che fra un anno ci si ritrovi in questa sala con i referendum, che saranno una bella sberlona al governo Renzi, visto che lui queste proposte difficilmente purtroppo le sosterrà, e con un centrodestra che è centrodestra e che quindi se la giocherà per vincere. L'anno prossimo ci sono elezioni regionali importanti in Veneto, in Emilia, in Liguria, e quindi no, io facevo il segretario della Lega Nord, io ho capito, poi collaboreremo anche in Calabria, però non so quanto. Però ci vogliamo arrivare pronti, ripeto, sui progetti. Oggi mi hanno chiamato i giornalisti, ma allora le primarie, il centrodestra, chi si candida, chi se ne frega, è l'ultima delle mie preoccupazioni. Facciamo le primarie, anzi no, le primarie, facciamo un progetto. Se poi il progetto è concorda va bene, altrimenti
altrimenti chi vivrà vedrà, non ci sono forzature da fare. Ci siamo risposti in diretta. Domande da parte dei colleghi? De Angelis. Prova. La tua assenza è stata letta anche sui giornali di oggi, quasi È un non metterci la faccia. Domanda è perché non è venuto Berlusconi? E una seconda domanda a Salvini. È evidente che da oggi ricominciate un percorso per arrivare alla costruzione di un'alleanza politica. Oggi Forza Italia ha sottoscritto 2 suoi referendum. Lei ieri ha incontrato la Le Pen. Porrà come condizio sine qua non per un'alleanza politica la sua battaglia per l'uscita dall'euro? Cioè chiederà a Forza Italia di uniformarsi alla sua posizione di uscire dall'euro? Rispondo io alla prima, non c'è un solo Berlusconi qui oggi, ce ne sono 3. Uno si chiama Toti, l'altro si chiama Brunetta, l'altro si chiama Romani. Quindi non 1 ma 3. No, non ci sono condizio sine qua non da porre. Noi preferiamo stare con Marine Le Pen perché riteniamo che l'euro abbia vita breve, quindi nell'arco di qualche mese si parlerà di una moneta del passato, fortunatamente, però non siamo qua a imporre niente a nessuno, ci mancherebbe altro. Prego. Buon pomeriggio, Tabaglione di SkyTG24. Volevo chiedere, visto che lo avete citato nei vostri discorsi, soprattutto Salvini, il rapporto con il nuovo centrodestra, se in questo progetto, in questo cammino comune, c'è la possibilità che ci sia un figlio il prodigo, chiamiamolo così, che adesso sta al governo e che invece potrebbe essere una parte, un pezzo del nuovo centrodestra, se la porta rimane aperta per gli uomini di Alfano. Ma vede, visto che ho introdotto io il ragionamento, volevo risponderle. Come ho detto nella mia premessa, non possiamo fare questo percorso immaginando di farlo nelle segreterie del partito, quindi non ci sono figliuoli prodigi che tornano o che vanno. Posso dirle, lo posso dire in termini polemici, non mi sembra che il risultato elettorale del nuovo centrodestra, stando al governo, sia stato straordinario, perché se sottraiamo i voti dell'UDC, che possiamo ancora conteggiare, a quelli ottenuti, mi pare che il risultato non sia poi quello che si aspettavano e che molti vantavano in esordio. Ma noi non abbiamo piacere a dire che qualcuno che ci è vicino o che ci è stato vicino o che non c'è più così vicino non abbia avuto un successo elettorale, ma non è questo il problema. Come diceva giustamente Salvini, un centrodestra non lo ricostruisce come addizione, lo si ricostruisce tornando in mezzo ai cittadini italiani sui temi concreti, sulle proposte concrete, ricostruendo un progetto di centrodestra. Se poi a quel progetto, a quelle cose, a quella continuità quotidiana di presenza ci vorrà stare anche qualcuno che oggi impropriamente, dico io, sta al governo, può darsi che noi non abbiamo nessuno, le porte sono aperte come le finestre. Altre? Dietro. Mario Franco, Cao TG3. Per Forza Italia, il fatto che la Lega abbia appena sancito, stia sancendo in Europa un accordo con la Le Pen, non vi imbarazza voi che puntate, come dice Berlusconi, a riunire i moderati? Scusa, la Lega non siamo mai stati, siamo stati alleati alcune decine di anni in questo paese, stando in Europa in gruppi parlamentari diversi, non vedo perché adesso c'è una novità, che la Lega cambiare. In Europa si sta alleando col Front Nazionale. La Lega in Europa fa le sue scelte che mi sembrano assolutamente legittime. Il Front Nazionale è stato votato da alcuni milioni di francesi e ritengo che se l'Europa è un continente che si deve basare sulla democrazia abbia piena titolarità di stare seduta in quel Parlamento e di fare le alleanze che crede. Noi restiamo convintamente all'interno del Partito Popolare Europeo con tutte le perplessità sulla linea politica del Partito Popolare Europeo di questi anni. Stiamo nel Partito Popolare Europeo perché è la nostra famiglia d'origine, per la maggior parte, stiamo nel Partito Popolare Europeo perché riteniamo che sia il posto dove stare per incidere, su questo abbiamo certamente sfumature e visioni diverse. Certamente la linea del Partito Popolare Europeo dettata dalla Cancelleria di Berlino non ci ha convinto in questi anni e non ci convince adesso, proveremo a cambiarla in tutti i modi possibili. Vede, quello che ci unisce in questo momento alla Lega di Salvini è un ragionamento che questa Europa così com'è è destinata al fallimento. Forse su questo, come dire, posso permettermi di scavalcare a destra o a sinistra Salvini, non so dove è il caso di scavalcarlo, ma io ritengo che il tema non sia l'euro, io ritengo che il tema sia che se non si apre in questo Parlamento europeo una stagione costituente che cambia le fondamenta di questa Europa franerà, e non franerà solo la sua moneta, perché
un'Unione Europea che non ha la fiducia dei cittadini su cui vuole governare, un'Unione Europea che non convince gli Stati come l'Italia, che è il terzo contributore, girando la testa dall'altra parte sull'immigrazione e su un sacco di temi, un'Europa che costa ai cittadini italiani in saldo negativo rispetto a quello che diamo e quello che torniamo circa 5 miliardi di euro. È un'Europa che non esisterà più se non la cambiamo tra 5 anni. Quindi lo sforzo di tutti è di cambiare profondamente le istituzioni europee, i trattati che le regolano e la politica della Banca Centrale Europea. La Lega ritiene che sia un percorso da fare prendendolo da un lato. Credo che abbia tutto il diritto di provarci. Noi riteniamo di farlo nella casa dove siamo stati in questi 5 anni appena passati. Penso che anche noi abbiamo il diritto di farlo. Se le due strade portano poi a un incrocio dove ci si ritrova comune, abbiamo ottenuto i risultati che servono al popolo italiano e allo Stato italiano, avremmo fatto entrambi la scelta giusta. Se non riusciremo a cambiarlo, il tema dell'euro alla fine sarà anche superato, perché imploderà addirittura l'Unione Europea, non solo la sua moneta. Sì, mi permette di aggiungere che trovo incredibile questo allarme per la nostra alleanza con Marine Le Pen, primo partito in Francia, anzi è stata lei a dire di non volere ali estreme nel gruppo e quindi di non voler neanche dialogare con i greci piuttosto che con gli ungheresi, anzi siamo i moderati lì dentro, perché ci sono pericolosi estremisti. Scherzi a parte, chiunque sia legittimato dal voto popolare è legittimato dal voto popolare, quindi non ritengo che nessuno si possa permettere di dare etichette di democraticità o di praticabilità politica a chi che sia, soprattutto al primo partito di Francia. Adesso non stiamo parlando di primo partito di Francia votato dagli operai delle periferie parigine e dagli immigrati regolari che vogliono limitare l'immigrazione clandestina, quindi penso che sia un argine al razzismo il voto a Marine Le Pen. Altro? Vi ringraziamo. Grazie. Se volete qualche copia... Se volete qualche copia, non so che cosa voleva vendere Brunetta alla fine della Allora, non c'era Berlusconi, ma ce ne danno 3. Sì. Se qualcuno me la spiega, vince un mappamondo. Ma te lo sai, stanno vivendo uno psicodramma interno e io lo rispetterei per come è uscito da questa conferenza stampa. Non c'è un Berlusconi, ce ne sono 3 ai confini. Io ho pensato ai figli, magari c'erano i figli in sala. No, erano Romani, Brunetta e Toti. Probabilmente alludono al fatto che loro sono berlusconiani e altri no, ma queste sono faccende che riguardano Forza Italia. Forza Italia che appoggia 2 referendum su 6, questo è un dato che io all'inizio avevo dato sbagliato, pensavo li appoggiasse tutti e 6 e invece sono solo 2. Meglio che niente, poi ognuno si faccia le sue valutazioni, quello per l'abrogazione per il reintegro del reato di clandestinità e l'altro che referendum che oggi incassa l'appoggio della dirigenza di Forza Italia, perché come dicevamo prima il popolo cosiddetto di Forza Italia già aveva follato i gazebo, e quello contro la riforma Fornero, che è veramente un referendum plebiscitario, stando veramente al sentore che se ne ha intorno, però insomma è giusto anche fare della chiarezza su questo punto. Forza Italia appoggia questo referendum sulla Fornero, però dobbiamo ricordare che il 27 giugno 2012 Forza Italia, quel che era PDL, sosteneva il governo Monti e ha sostenuto il governo che appunto ha fatto la riforma Fornero, e al momento del voto, giusto per dare a Cesare quel che è di Cesare, avevano votato contro Guido Crosetto e Renato Brunetta tra i VIP, insieme ad altri 85 deputati su 209. Gli altri invece, i rimanenti 122, avevano votato anche a favore della riforma appunto Fornero. Fulminati sulla via per Damasco. Si era astenuto, no, ma ci tengo perché poi sembrano le giravolte, per alcuni sì, per altri meno, ma è giusto dire le cose. È astenuto il relatore del DDL Giuliano Cazzolla, e questo è tutto dire quando un relatore si astiene, però vabbè, forse era uno strano bon ton da istituzioni, l'ex ministro Antonio Martino, ed era assente quel giorno anche Silvio Berlusconi. Quindi questo è per la precisione, perché certamente c'è una responsabilità politica nell'aver sostenuto il governo Monti. Al momento del voto c'erano state appunto questo diciamo ordine sparso di quello che era allora il PDL, mentre ovviamente aveva votato contro la Lega e l'allora Italia dei Valori, quella di Di Pietro, e pochi altri, forse nessun'altra forza politica, no, solo la Lega e l'Italia dei Valori. Comunque rimanete con noi, perché tra pochi minuti ci collegheremo con
una persona che può essere simbolica dei disastri compiuti dalla riforma Fornero, perché non solo gli esodati, ma ci sono tantissimi casi che vengono, se trattati singolarmente, definiti casi limite, e invece sommati gli uni agli altri vanno ad aumentare quella serie di disastri, di quella serie di massacri di vite normali che è stata appunto la riforma Fornero. Rimanete con noi che tra poco sentirete questa storia, sperando che sia significativa. Montagne di paure, di affezioni, c'è nascosto qualche cosa che non muore.
ne ha più ne metta, vanno in pensione a 65 anni, mentre i privati vanno in pensione a 66 con la Fornero. Risultato, io mi sono trovato un anno senza niente e praticamente vivo con 390 euro e do all'Italia 1.300 euro al mese per risolvere i problemi. Insomma, sono 16.000 euro che io perdo e non vedrò mai più. Ecco, ricordiamo una cosa, perché magari gli amici da casa non hanno proprio i tecnicismi e dicono: ma questo è un esodato. Non sei un esodato? No, noi non siamo esodati, cioè quelli come me non sono esodati, sono persone che dovevano andare in pensione e non hanno potuto andare in pensione perché è subentrata la legge Fornero. Però quelli che non hanno perso il lavoro possono stare anche un anno ad aspettare di andare in pensione, ma quelli che hanno perso il lavoro si trovano senza niente, senza ammortizzatori sociali, senza una categoria, non apparteniamo ad alcuna categoria, siamo condannati a morte. Ecco, Marcello, il motivo per cui poi ti facciamo questa telefonata, oltre a raccontare la tua storia, è anche per invitare chi ha una storia simile a non sentirsi solo, perché tu hai avuto il coraggio comunque di mettere nome e cognome e dire: guardate, a me è successo questo, e quindi chi da casa vive una situazione simile non si senta, perché poi sai, entrano dei meccanismi veramente perversi, uno si sente in colpa, si vergogna, un sacco di stupidaggini. Tendono a farti perdere la dignità e quindi tu diventi una vittima, ti chiudi in te stesso. Ecco, questo non è l'atteggiamento. Sento molto poco. Sì, adesso magari proviamo a sistemare un po', comunque non è l'atteggiamento, certamente. Ora sento molto meglio. Ecco, non è l'atteggiamento, bisogna reagire a questo tipo di cose, e reagire, ci sono molti modi, ci sono modi politici, ma tu ne stai studiando anche di giuridici. Sì, cioè il problema è questo, io dico che intanto bisognerebbe dimostrare la buona fede. Ora, quando il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha firmato la promulgazione di questa legge, bisognerebbe capire se era o non era in buona fede. Lo stesso dicasi per Monti e per la Fornero, perché mi risulta che la Fornero abbia pianto. Ora, questo fatto di piangere mentre firmi una legge come questa potrebbe voler dire che tu non sei affatto in buona fede, sai perfettamente che stai ammazzando della gente. A meno che qualcuno non dimostri che io con 390 euro al mese devo dare 1.300 euro al mese all'Italia per risorgere. In questo senso le parole della Fornero, quando fu approvata la riforma, bisogna cambiare la mentalità delle persone, suonano proprio inquietanti. Ma cambiare la mentalità delle persone, qui si tratta di un crimine, perché c'è la possibilità di un falso ideologico, di numerosi reati penali. Cioè, perché io devo pagare 16.000 euro per rilanciare l'Italia quando ho lavorato per 50 anni, ho pagato contributi, ho fatto tutto quello che dovevo fare? Questa è una domanda che, se te la poni tu da solo, è una questione, diciamo così, che afferisce a te stesso, ma se incominciano ad avere consapevolezza e a porsela insieme tutti coloro che questo disagio vivono, beh, allora diventa un fatto politico di cui prendere atto, come le tante firme per abrogare la riforma Fornero. Volevo farle una domanda, lei cosa farebbe se si trovasse seduta in treno di fianco alla Fornero? Che cosa le direbbe? Che è una criminale. Quindi proprio certo, è molto netto, nel senso addirittura, infatti, non deve neanche delle risposte al paese, la Fornero è già categorizzata almeno dalle sue, tra virgolette, vittime. No, questa donna ha firmato una legge criminale, non c'è altro termine, cioè, se qualcuno riesce a dimostrarmi che non è così, lo dica, insomma. E quindi, appunto, stavi pensando anche di fare un ricorso in procura, no? Questo tipo di cose? No, io sto pensando addirittura di andare a fare una denuncia individuale, dove denuncio il Presidente della Repubblica, l'ex Ministro Monti e l'ex Ministro Fornero, perché voglio che mi dimostrino che erano in buona fede, ma io non ci credo in questa buona fede. Ecco, questa assolutamente è una cosa che
bisogna portare avanti, perché ci vuole una reazione che vada anche oltre al referendum. Bisogna firmare sì per l'abrogazione, ma poi non basta, perché non basta neanche la firma, bisogna fare una pressione continua, perché quello che in questo momento viene sommerso dalla propaganda, dai Twitter, dalle ondate di banalità che sommergono tutti i media, emergano. Io ho scritto a tutti, al Presidente della Repubblica, al Primo Ministro, a tutti gli anchorman televisivi, hanno messo tutto a tacere. Hai ricevuto delle risposte individuali da qualcuno di loro? Nessuna. Allora, zero assoluto. È come la strage di Katyna, te li ricordi, i 20.000 ufficiali polacchi? Sono stati sterminati, ma nessuno voleva addossarsi la responsabilità. Ecco, noi da questa radio modestamente, ma di questo argomento parliamo, anche perché è un argomento che è reale, a differenza di tante altre cose. Non facciamo finta che non esistiate, esatto. questo sicuro. Quindi io invito tutti ovviamente ad andare a firmare per il referendum per l'abrogazione della riforma Fornero, ma poi che non basta lì, e quindi fateci sentire le vostre voci anche utilizzando i mezzi che ci sono nella radio. Dopo la nostra trasmissione va in onda un filo diretto. Se anche la vostra storia è simile, date testimonianza e aggregatevi, perché è importante che emergano questi fenomeni. Anche via SMS, se avete la timidezza. Io ho provato sinceramente già a smuovere le persone mandando dei Twitter, mandando dei messaggi su Facebook, però non risponde nessuno. E non riesco a capire la ragione di questo silenzio. Certo che ho capito che i mass media, eccetera, non vogliono che questa cosa venga fuori, perché nessuno ha delle risposte accettabili. Cioè, come si fa a dire a uno con 390 euro di dare 1.300 euro al mese per l'Italia? Cioè, mi sembra una cosa che siamo fuori dal mondo. Esatto. Non ci sono nemmeno aggettivi. Marcello, io ti ringrazio molto di questa tua testimonianza. Ci sentiremo ancora quando ci sarà da parlare di questi argomenti, quindi molto presto sulle nostre frequenze, e invito tutti quelli che hanno una storia simile a sfruttare il filo diretto che segue la nostra trasmissione dalle 6 alle 6 e mezza, appunto per portare storie come queste, perché bisogna reagire, bisogna farle emergere. Io ringrazio Marcello Toia di aver avuto il coraggio di metterci la faccia, il nome, il cognome e la voce. Grazie Marcello. Ciao. Grazie mille, grazie Marcello Toia. Questa è una delle tante storie, ma sono tantissime. Questa ha dei profili, diciamo, di anomalia rispetto all'esodato classico, perché qui abbiamo una persona che ormai non più giovane, aveva perso il lavoro, ma ha detto vabbè, adesso un anno di disoccupazione, poi mi prendo la mia pensione, e improvvisamente si ritrova a vivere con 400 euro al mese. E questa è una storia normale di un giornalista che era un giornalista professionista, un direttore di testata, che adesso è appunto come una persona specializzata, non è una persona che nella vita non ha fatto nulla e non si è preoccupato di crearsi un curriculum o delle esperienze. Insomma, se addirittura lui è in difficoltà, immaginate chi invece forse meno specializzato, ha meno possibilità, senza dubbio, che fine farà. Insomma, si sta facendo dumping sociale, non c'è niente da dire. Si sta facendo, tant'è vero che ormai la questione dei curriculum, che ormai scrivere il curriculum è la principale occupazione di almeno metà del paese, mandandoli così nelle bottiglie, buttandole in mare, affidandole alla sorte. Ebbene, pensa che anche per fare la mondina adesso bisogna avere una forte specializzazione. Non sto scherzando, è quello che succede a Mortara. Ci sono 6 posti disponibili per fare la mondina a tempo determinato. Bisogna presentare un curriculum con esperienze pregresse e possedere almeno un diploma, ma meglio ancora se è quello di perito agrario. Certo. Tutto questo per un lavoro che guarda un po', adesso dicono che non hanno più persone che vanno nei campi, poi vai a scoprire che è vero, non c'è nessuno che va nei campi a fare la mondina, ma chi ci vanno le cinesi per 6,5 euro all'ora, e quindi si capisce che se la prospettiva di un paese è quella di abbassare il costo del lavoro e far competere i propri giovani con i cinesi che lavorano a 6,5 euro, allora è in tutto questo con la propaganda di dire
che i giovani sono troppo schizzinosi, beh, allora non ci stupiamo se oggi è il dato che in 100.000 se ne sono andati nello scorso anno da questo paese, certo. E chi è rimasto, la gran parte vorrebbe scappare. Bisogna invertire tutta una tendenza. No, senza speranza questo paese, ed è chiaro a molte persone. La Le Pen diceva al servizio pubblico appunto che ci sono 3 modi per sostenere un'economia basata sull'euro, quella francese e quella italiana, che sarebbe o svalutare la moneta, cosa che non si può fare perché ovviamente è totalmente blindata e l'euro deve rimanere fortissimo, oppure abbassare il costo del lavoro, quindi abbassare le retribuzioni e avvicinare le retribuzioni italiane a quelle polacche o dei paesi comunque neoentrati dell'Unione Europea, perché altrimenti non è competitivo produrre in questo paese. Allora dobbiamo avvicinarci a stipendi di 400 euro, perché sennò non potremo più produrre, altrimenti andranno all'estero dove possono sfruttare di più il lavoratore, pagarlo meno, con meno garanzie sociali. Oppure poi c'era anche la terza cosa, che era distruggere lo stato sociale, cioè ospedali e tutti gli ammortizzatori per chi perde il lavoro. Quindi stiamo facendo esattamente quelle 2 cose lì. Diventeremo a breve come un paese asiatico, di quelli in cui si lavora come dei matti per veramente un piatto di riso, per rimanere in tema di mondine, e non è un settore che va particolarmente male, infatti. Quello del riso, anzi, cioè, ho un po' chiara la realtà e devo dire lo esportiamo addirittura nei paesi che storicamente lo mangiano spesso, quindi che ne so, il riso per il sushi, per ridere, che costa tra l'altro molto, la maggior parte di quello che trovi nei supermercati di tutto il mondo, una buona parte è nostro, nel senso è coltivato in Piemonte. Infatti, quindi se hai la ricchezza in casa, poi non hai neanche l'alibi di dire che questa ricchezza non si può mettere a frutto perché e i lavoratori poi non si possono pagare. Però io penso che se venisse pagato un po' di più, uno che si fa l'estate a fare la mondina o la trovi anche, cioè sono tutte questioni che sono in un sistema. Gli immigrati non vogliono più fare il lavoro, cioè gli italiani non vogliono più fare i lavori che invece gli immigrati vogliono fare. Non è esattamente così, cioè l'immigrato viene qui da solo, ha meno supporto, non sa la lingua e quindi lo sfrutti di più. In verità, questo è un dato di fatto, esatto, ormai, no? Che è sotto gli occhi di tutti. Prima di salutarci, invece in Germania un'altra notizia, prima di salutarvi, un'ultima notizia: è stato presentato oggi in Consiglio regionale la proposta di creare il registro per tutte coloro che esercitano la professione più antica del mondo, diciamo così, le mondane dopo le mondine, esatto, e che era carina questa, mondane, mondine, neanche un cenno di, vabbè, lasciamo stare. Stavo leggendo un messaggio. Esatto, leggi un messaggio, è stata presentata da Iari Colla, Massimiliano Romeo e Fabrizio Cecchetti, mentre si aspetta l'arrivo delle 500.000 firme per abrogare la legge Merlin. Si incomincia in regione a studiare un iter normativo che disciplini, almeno per quanto riguarda la regione Lombardia, quante sono, chi sono, e si venga incontro davvero a quella che è anche una richiesta delle stesse mondane, che è quella di essere appunto riconosciute e messe in un contesto normativo normale che le tutela dal racket, dalla violenza, perché come sappiamo ci sono tantissimi episodi di violenza sulle prostitute, eccetera eccetera eccetera. Far emergere e tassare un fenomeno che con i suoi proventi, altro che asili nido, altro che politiche sociali, pensioni, insomma il giro di tasse che quel settore potrebbe mobilitare sarebbe veramente ingente, ed è probabilmente molto più morale fare cassa per l'ente pubblico facendo pagare le tasse a chi fa il lavoro più antico del mondo, piuttosto che togliere le pensioni a gente come Marcello, che abbiamo sentito, che ha lavorato una vita e adesso si trova a vivere con una minima. Questa è la puntata più triste del nostro mese, ma ci sta tutta, perché parlavamo di riforma Fornero, quindi di ridere c'è stata veramente poca voglia, però domani è un altro giorno e vediamo di sorridere un po' di più. Dal Marco Pinti e dal Marco Bordonaro e dal Roberto Colombo è tutto per oggi, a domani alle 4:30 qui su Radio Padania Libera, ma restate
con noi, perché dopo di me c'è il filo diretto e raccontate le vostre storie appunto, se sono delle storie come quelle di Marcello, gente che soffre davvero perché la signora Fornero ha fatto una legge criminale. Ciao! Ciao! Tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité.